Sulle note della canzone di Piero Marras, quando Gigi Riva tornerà, vediamo il benvenuto dallo stadio Franco Frogheri di Nuoro. Tra poco scenderanno in campo Nuorese e Macomerese per la prima giornata del campionato di promozione Girone B. Ma è ancora il momento del ricordo. Anche Nuoro vuole onorare la memoria di Gigi Riva, leggenda che va ben oltre il perimetro del calcio e dello sport. Sarà rimessa in favore della Macomerese Fois, dialogo con Barria, quindi Bianco vince il duello fisico, riesce a far passare il pallone per Barria, il tiro alto sopra la traversa, anzi si trattava di Fadda forse. Il duello aereo con Bianco favorisce l'intervento di Alessio De Murtas, si fa vedere Piredda lungolinea, Piredda prova a guadagnare il fondo da destra, entra in area di rigore, Andrea Piredda la mette al centro in una zona dove non ci sono maglie bianche, si salva la Macomerese. Qui primo tempo, per ora si è vista solo la Macomerese al tiro con l'Erek. Tanto ci prova adesso la Nuorese con Steri che la mette al centro dalle parti di Cocco, anticipato, prova a intervenire Pitirra, c'è una deviazione, poi Piredda clamorosamente non riesce a metterla dentro. Poi chiama l'azione De Murtas, quindi Cocco, la chiusura di Spina, passaggio troppo corto questo di Alessio De Murtas, ma attenzione perché si distende dall'altra parte la Macomerese con l'Erek che anticipa Emiliano Manfredi, palla sul fondo. Emerson cerca Cocco sulla sinistra, mette giù Cocco, mette il pallone sul destro, pallone al centro, Pesteri dall'altra parte che la mette su De Murtas, poi Pitirra, il salvataggio di Scigliano, bella azione della Nuorese. Grappolo di uomini al centro dell'area, all'angolo di Cocco, Piredda, Bonfigli che non ci arriva, Bianco Giachero. Riparte la Macomerese, Bianco l'esterno sull'Erek, settore di sinistra, il duello con Bonfigli, l'Erek, le finte, riesce a passare l'Erek, la mette al centro, mancano tutti la deviazione. All'azione offensiva della Macomerese, la battuta verso il centro di Lauria, il colpo di testa, respinge Peana e poi c'è il gol di Giachero, ma anche la bandierina sollevata del guardaline. Fischio della signora Barabino, la battuta di Cocco, pallone che sfila, viene messo fuori e poi c'è la conclusione di Puddu dalla distanza, palla sul fondo, ci ha provato la Nuorese al quarto minuto, battuta profonda di Trini a cercare Lauria, il duello con Peana, qui l'Erek prende il tempo a Bonfigli, Bonfigli davanti a Manfredi che gli chiude lo specchio. Occasionissima per la Macomerese, ancora sui piedi di l'Erek, quindi De Murtas, Peana, Cocco sul settore di sinistra, c'è Pitirra davanti a lui, Cocco si avventura in un'azione personale, Cocco vince un rimpallo, poi va via a Spina, Cocco ci prova con il destro, palla sul fondo, guadagna comunque gli applausi del Franco Frogheri Fabio Cocco. Il fischio della signora Barabino, va Emerson, palo, la palla colpisce il palo esterno e poi va sul fondo, sul pallone Fabio Lauria, pallone a rientrare, il colpo di testa di l'Erek che non riesce a indirizzare verso la porta, rischia qualcosa la Nuorese, a destra a cercare Bonfigli, l'intervento di Fois, riparte in contropiede la Macomerese con l'Erek, attenzione perché adesso ha spazio l'Erek, servito Lauria, Lauria apre verso Barria, si fa vedere l'Erek, servito l'Erek, il tiro di l'Erek, il palo e poi il tap-in vincente di Bianco e cambia il risultato a Nuoro. Al 20° minuto passa la Macomerese che concretizza al meglio questo contropiede orchestrato da Lauria. Mette bene a terra il pallone De Murtas, si accentra, poi apre sulla sinistra dove c'è Cocco sul lato corto, Cocco si mette il pallone sul destro, Cocco salta un uomo, il tiro di Cocco, la palla sul fondo, grande occasione per la Nuorese.
recuperato il pallone, qui rischia qualcosa in uscita la Macomarese, il pallone diventa buono per Manfredi, il suo tiro finisce sul fondo, era in controllo Trini, ma attenzione perché c'è stata una deviazione, non sembra intenzionata a far operare il cambio la signora Barabino, quindi fischia la ripresa del gioco, va Emerson! Palla sul fondo, è sembrato in controllo Trini. Pitirra in verticale a cercare Mauro Ruggeri, può girarsi Ruggeri, apre a sinistra dove c'è Cocco, Cocco la mette dall'altra parte dove c'è De Murtas, palla verso il centro, il tocco forse con la mano, ha proseguito poi l'azione della Nuorese. Uddu servito Pitirra in avanti per Mauro Ruggeri, attenzione perché Ruggeri anticipa Trini, con un po' di fortuna la Macomarese si salva, riesce a spizzarla per Cocco, ancora Cocco per Emerson di prima intenzione, De Murtas non ci arriva invece Manfredi, prima conclusione ribattuta e poi colpo di testa che non è né un tiro né un passaggio, quello di Lionel Manfredi. Uddu lungo linea a cercare Alessio De Murtas, intervento in scivolata di Scigliano, ma ancora Nuorese in possesso di palla con Emerson, servito Cocco dall'altra parte, la sterzata di Cocco che porta il pallone sul destro, Cocco, la conclusione sul fondo, spazio per il tiro, apre a destra dove c'è Cocco, Cocco la mette al centro dalle parti di De Murtas che liscia il pallone. Grande occasione per la Nuorese, ha lisciato il pallone Alessio De Murtas sul cross di Cocco. Reana supera la linea di metà campo, pallone verso Emerson, la sponda di Emerson, il colpo di Mauro Ruggeri in spaccata, palla alta sopra la traversa, occasionissima Nuorese. Ultime possibilità per la Nuorese, qui Emerson gioca su Ruggeri, la sponda di Ruggeri, un possibile tocco di mano, non è dello stesso avviso la signora Barabino che mette il fischietto alla bocca, fischia per 3 volte, decreta la vittoria della Macomarese qui al Franco Frogheri di Nuoro, passa la squadra di Pierluigi Scotto che si impone grazie al gol realizzato da Bianco al 20° della ripresa